Pan di God God li ħassir ġewwa ħaġarqin ħatkun opportunità verament sabiħa li l-pubbliku mhux biss jagħmel esperjenza ta' repertorju mill-aktar spettakolari, b'xenografija ta' dawl u animazzjoni teatrali, iżda hija opportunità unika biex ngħidlek illi tagħmel esperjenza ta' ħaġarqin tat-Tempju Neolitiku, parti mill-wirt nazzjonali tagħna, f'kuntest kompletament differenti. Aħna soltu kif naraw ħaġarqin, narawh bħala mużew. F'Pan di God God, fl-ispettaklu li ħajsir, ħaġarqin ħajjieħu sura ġdida, ħajjieħu dimensjoni ġdida b'kuluri ġodda u għalhekk ħajkun il-protagonist biex ngħidlek ta' dal-ispettaklu uniku f'wieħed mill-aktar siti importanti mhux biss f'Malta imma fid-dinja. Questo programma che è incentrato sulla figura di Pan trovo che sia veramente perfetto. I pezzi che suonerò sono tutti aspetti importanti del modo di utilizzare il flauto nella musica per rendere questa forza vitale molto forte in un luogo come questo tempio che esprime una grande forza vitale primordiale. Pan è l'essere che incarna sia una grande vicinanza al mondo della natura che non dovremmo mai dimenticare attraverso il linguaggio artistico e una figura mitologica così importante che potremmo pensare quasi che ancora ai nostri giorni è un simbolo importante della nostra natura, un po' divina e un po' terrena.